Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona, è un collegio di professionisti che l'anno scorso ha compiuto 90 anni di storia, dal 1929, e dopo questi 90 anni è una categoria, a mio giudizio, ancora giovane protagonista al passo coi tempi, perché con la sinergia di categoria ha saputo aggiornarsi e tenersi coerente con il continuo evolversi del mondo che sta correndo veloce. Il nostro collegio locale comprende circa 1500 iscritti, con l'ordine degli ingegneri della provincia di Verona, che c'è un ottimo rapporto, perché tutto sommato siamo sulla stessa barca, pur con ruoli e competenze un po' diverse, però le strategie vanno condivise perché siamo tutti professionisti. Abbiamo creato un gruppo tecnico per affrontare questo momento di difficoltà, di emergenza sanitaria, che sta incidendo fortemente sul comparto edile, sotto l'aspetto economico naturalmente. Quindi oggi c'è necessità di incidere veramente sulla nostra attività in due modi, con due obiettivi. Il primo è velocizzare i tempi, cioè è questione di tempi perché si possa incentivare l'inizio di un'opera nei tempi più brevi possibili. E poi anche sotto l'aspetto dell'onerosità ai fini del rilascio di un titolo abilitativo per fare un'opera, ci sono dei costi e qua dovrebbero incidere, rimodulandoli, equilibrandoli, perché chi intende fare un intervento, se si vede già all'inizio la sua capacità economica a disposizione viene ostacolata da un pagamento di esoso di onerosità all'amministrazione, magari va a disincentivare proprio l'intervento. Dobbiamo fare ricircolare il denaro e poi i tempi brevi per poter eseguire i lavori. Quindi abbiamo fatto delle proposte ben precise alla Regione, che con un provvedimento legislativo, visto che la Regione conosce bene la situazione edilizia del territorio veneto, possa incidere veramente per snellire e togliere quei balzelli burocratici delle procedure edilizie per le varie pratiche dei vari interventi. Oggi le istituzioni locali, regionali, nazionali, diciamo tutte, devono avere il coraggio, ci vuole il coraggio delle scelte con idee chiare, ben precise, semplici, comprensibili a tutti quanti e non interpretative.